Cesare Castelli da qualche settimana è trasferito da Porto Empedocle con brillanti risultati, ora è a Canicattì, una permanenza che sta dando i suoi frutti. E dal 2 luglio che il questore di Agrigento, Maurizio Riemma, mi ha trasferito al commissariato e io con grande onore ho accettato questa ulteriore sfida, è il mio terzo commissariato, sono la terza direzione di un commissariato dopo Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e adesso Canicattì. Mi accingo a svolgere questo lavoro col solito impegno e con la solita dedizione al servizio del cittadino. È una realtà complessa, questo ne sono ben conscio, ma cercheremo di mettere tutto il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio del cittadino. Il Canicattì è un commissariato storico, un commissariato ben formato con gente altamente professionale. Già i primi arresti li abbiamo iniziati a fare, denunciate diverse persone e ripeto, il consuntivo si farà certamente non adesso ma alla fine della mia attività, però lavorando con impegno, con grande, cioè, guardando agli obiettivi che sono quelli di garantire al cittadino una serena convivenza, certamente verranno anche i risultati. Cioè, io quello che dico è che col nostro impegno, con l'aiuto delle istituzioni e anche con l'aiuto del cittadino, con la partecipazione attiva del cittadino, certamente si può cambiare un percorso in un senso piuttosto che in un altro e questo è importante. Io chiedo assolutamente l'aiuto del cittadino, che è certamente il poliziotto migliore che ci possa essere.